C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, bentrovati. Ieri il personaggio era Giuseppe Garibaldi, il personaggio di oggi è un altro Giuseppe ed altro eroe risorgimentale che insomma ha toccato Brescia, Giuseppe Mazzini. A 100 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini, uno degli artefici del risorgimento italiano, venne posto questo busto nella piazza Martiri di Belfiore, i primi patrioti che morirono impiccati. Anche se la sua abituale residenza era ad Adro, nel 1831 la polizia segnalò come pericolosa la possibile presenza di Mazzini a Brescia. Da quell'anno infatti le fila dei bresciani che seguivano il programma della Giovine Italia si erano ingrossate in modo preoccupante. Non tutti sanno che anche la statua di Arnaldo da Brescia ha il volto del patriota Mazzini, fondatore della Giovine Italia. Come il mar l'è il monte, chi sta a gala e chi va a fonte, ovvero... Sentiamo un po' i nostri personaggi, le persone che abbiamo incontrato per la strada in centro a Milano. Oh, qui c'è di tutto un po', c'è, come ti chiami? Miriam. Miriam di Brescia, quindi tu? Francesca Verona. Verona. Simona di Genova. Genova. Aldo Foligno. Ma che? Dov'è? Che è sta cosa? Che ritrovo è? Ci siamo trovati, ci siamo conosciuti su internet e ci siamo trovati. Vabbè, senti, chi... Ma no, la bresciana no, perché altrimenti ci sgama, è troppo facile. È la genovese, tu, dai. No, Francesca... Verona. La genovese, dai, ti chiami, ripetimi il nome? Simona, vai. Bella, Andi, forza, ripeti. Allora, come il mar... Dillo anche genovese se vuoi. No, dopo, vai. Allora, Come il mar... come il mar l'è il mondo, chi sta a gala e chi va a fondo. Oh, tu che sei di Brescia hai capito qualcosa. Come è il mar, lei è il monte. Chi sta a gala e chi va a fondo. Lei ha capito? Ho detto qualcosa di giusto? Mi stai prendendo in giro, vero? Dice che ha detto tutto giusto. Tu hai capito qualcosa? Allora, Tu di mare un po' te ne il intendi. mare è il mondo, chi sta a galla e chi va a fondo. Tu stai a galla o vai a fondo? Sì, cerca di sta a galla, ma non si sa poi dove si va. C'è ora la signora Alicia. Alicia e Gerardo. Geraldo, è il mariton, il marito e la moglie che oggi compie gli anni, vero? Sì, ogni compleanni. Auguri, congratulazioni, buon 30° compleanno. Non si dice quanti anni compie, ma ne ha 30. 30. 30 in pacca. Occhio qua, proviamo a ripetere questo proverbio in dialetto bresciano. Leggi qua, come? Come? Ma che giovane? No, qua. Sì, giovane oggi. Il mare e il mondo, chi sta a gala e chi va a fondo. Non ho capito niente. Ammazza canellazzo, lo sto vedendo adesso. Che è il regalo suo? Sì, per il mio compleanno. Regalon, te credo. Come il mar, lei è il monte. Chi sta a gala e chi va a fonte. Paperon de Paperoni interrogante. Io vendi 21 Sì, no, questo come il mar. ma il mondo ci sta a gala e chi va al fondo. Sì, la prossima volta. Che hai capito tu? Che hai capito? Cosa hai capito? Niente. Io non ho capito niente. Come il mare è pure il mondo, chi sta a galla e chi va a fondo, è chi nella vita se la cava, ce la fa e chi invece insomma incombe dalle cose difficili che capitano, capito? È difficile, ho capito tutto. Ciao, auguri, buon compleanno! Grazie. Auguroni a tutti, ciao, alla prossima!